Sulla questione Juve-Napoli io non voglio entrare in merito perché già sono state fatte tante polemiche, però una piccolissima osservazione vorrei farla. Allora, nella vita esistono le persone, la gente simpatica e la gente antipatica. È una cosa di natura, non è che lo sto dicendo, cioè, è una cosa che uno ha nel DNA a pelle, cioè, o è simpatica o è antipatica. La Juve, l'universo Juve è antipatica. È un dato incontrovertibile, non è bugione, cattivo, antipatica la Juve, si antipatica. Anche i tifosi della Juve, quando non se lo ricordano, non lo pensano che sono tifosi della Juve, cioè tu inviti a scena, ti frequenti, persone normali a modo, appena se lo ricordano qualcosa fa ricordare a loro, sono tifosi della Juve, allargano le nasine, ma voi che avete? E diventano antipatici. Allora, ieri il Napoli stava per partire, stava proprio partendo. Se tu sai che non ne partì, non ne fai proprio valigia, cioè il giocatore del Napoli sa che si è andato, cioè, secondo voi il giocatore fa la valigia e poi sa da appiccicare la moglie e dice che fermetta a fare tutto questo imbroglio in mezzo, che non ne hai a nessuna parte. Allora, lui per farlo stava partendo, l'ASL chiama. Allora, voi della Juve siete mai andati sotto la Cassamuto, sotto all'ASL? Cioè, sarà la fila che devi fare, poi entri dentro, per se riesci a parlare con quello, se ti risolvi il problema. Ieri l'ASL ha chiamato essa a noi dicendo è pericoloso, non andate al lavoro. Tu mai visto un lavoratore italiano che dice no, voglio venire a forza? No, dice vabbè, se è pericoloso non vengo, anche perché anche la nazionale aveva detto che non dovevamo andare, che era pericoloso. Quindi dice se l'AITA nazionale, AITA l'ASL, noi non andiamo, voi che fate? Scrivete il comunicato, noi ci saremo ugualmente, giocheremo come previsto dal calendario. Casa all'antipatica, casi d'antipatica, si d'antipatica, non lo so, è lì qua scatta il DNA. E io guardo, oh mannate show, o mi che controllo. Fino alle 7, poi fino alle 19 perché siamo lavoratori privati, fino alle 7 e poi basta però. Se no pigliate il pallone e giocate solo voi. Prendetevi il pallone, giocate solo voi, come più o meno avete fatto pure negli ultimi anni. Però non voglio entrare in questa cosa. Allora, decidete voi tutti, oppure gne la città antipatico. Isolamento fiduciario ci hanno dato. Isolamento fiduciario significa che tu stai isolato, uccide fida. Ma mai venire a tu, cioè, tutto, ma la fiducia, già sentiamo proprio. Pigliate 3-0 a tavolino, a tavoliato, decidete pure voi chi ha da segnare. Io ci dice 3-0 a Bambalotto, Ronaldo, prima che va in pensione. Ci sempre questo. Antipatica, no cattiva, antipatica.